Il primo atto di una sfida che ci terrà compagnia per tutto l'arco della settimana, ma in questo caso è un dentro o fuori. Amici di Sportisili, le nostre immagini vi giungono dallo Roberto Sorrentino di Trapani, di fronte a Accademia Trapani e Unitas Sciacca, gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Fa un mezzo pasticcio, alla fine prova a risolvere, ci riesce anche in maniera abbastanza positiva Camparella, ma la palla arriva in aria! E c'è la rete di Galfano che sblocca il risultato. 5:20 sul cronometro, avanti subito l'Unitas Sciacca. D'Amico dopo la chiusura da parte di Rossi, anzi è Licata. Triolo con il cross, secondo palo, colpo di testa da parte di Pisciotta, tutto solo. La palla però esce, anzi si trattava di Genco. Subentra Boyang, il pallone però ce l'ha ancora l'11 in maglia nero-verde che scarica su Licata, apertura a destra per Galfano. Attacco vivo con tanti uomini per l'Unitas. Galfano sinistro, smanaccia in qualche modo Mistretta, poi la palla rimane in aria, allontana Jargiu. Licata, controllo e finta, poi sinistro sul fondo, che sta continuando a cambiare ruoli con una facilità imbarazzante. Qui grande palla di D'Amico per la corsa di Triolo, che è costretto a rallentare per controllare. Triolo poi frena sulla pressione degli avversari, prova ad arrivare Pisciotta, calcio di rigore, fallo di Jargiu. Sul dischetto si presenta Angelo Caronia che sfida Mistretta, fischia l'arbitro, la rincorsa di Caronia con la finta, con il destro scivolando, la palla entra e 2-0, non hanno nulla da ridire i componenti della terna. Il gol evidentemente è buono, reclamano un doppio tocco i giocatori dell'Accademia e anche mister Melillo, ma non ci sono dubbi, anzi no, si ripete. O meglio, no, non si ripete, si riparte col calcio di punizione, non è da ripetere il tiro dal dischetto. E duello, il tunnel su De Castro, ancora Pisciotta che prova ad andare, Cammareri con esperienza, la palla arriva comunque a Caronia, controllo e tiro, blocca Mistretta. Todaro, il velo per Nolfo. Ancora Nolfo, non vede nessuno muoversi, conclusione sopra la traversa, velenosa da parte di Nolfo. Tempesta finge di crossare, non trova luce, allora serve Scaduto che deve affrettarsi a metterla dentro. Reynolds va di pugni, poi Todaro, controllo e destro, sopra la traversa. Capisciotta, i due classe 2007, Caronia, palla ancora per Pisciotta, l'anticipo di Cammareri, ancora Caronia che palleggia, Licata, l'appoggia subito per D'Amico che va col sinistro, palla fuori. Con calma di Mercurio che poi appoggia su D'Amico. Licata, controllo, poi sbracciata su De Castro, si gioca e allora Caronia si invola, Caronia, la respinta di Mistretta, ancora Caronia, non la tocca bene, doppiato, riesce a liberarsi Oddo, vince anche il rimpallo, arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone, Nolfo, la palla rimane lì, poi Guaiana e salva sulla linea Genco, occasionissima Accademia Trapani. Todaro scambia con Tempesta che prova a convergere, la finta di corpo su di Mercurio, poi scivolando tocca a Todaro, Cammareri col cross fiondato, Reynolds la fa scorrere, colpo di testa e c'è la rete di De Castro per il pareggio dell'Accademia Trapani. Qui un po' incerto Reynolds sull'uscita, bravo De Castro sul secondo palo, parità al Sorrentino 1-1. Caronia si invola, arriva Fricano, Caronia punta, Caronia converge, poi Fricano gli lascia lo spazio, viene servito Fricano, finta, si defila, mette in mezzo Mistretta con le ginocchia e poi a mettere fuori Scaduto. Mbaye prende campo il numero 4, ancora Mbaye col tocco per la corsa di Guaiana che è dentro l'area, Guaiana, serie di finte, poi Buongiorno e l'intervento di Reynolds a dire di no a Buongiorno, occasione Accademia. Ha avuto l'opportunità di andare sul -1 la squadra di casa che adesso è il calcio d'angolo, Mbaye col velo, ancora Buongiorno, palla fuori. C'è la punizione dopo l'ammonizione a Mbaye, la palla lunga per Erbini, a tu per tu con Mistretta, Erbini mette il sigillo sulla qualificazione dell'Unitas Sciacca, Bartolomeo Erbini e il gol dell'1-2. Fricano, ultimi secondi di gara, anzi finisce qui e finisce
l'avventura dell'Accademia Trapani in Coppa Italia Eccellenza. Passa il turno, vincendo anche al Sorrentino. L'Unitas Sciacca finisce 1-2.